Sto uscendo dal FAI, ma non lo abbandono. Rimango un'iscritta, come sono stata iscritta dal 1986 e in cui sono stata veramente attiva dal 1999, quindi sono 16 anni. Se devo dire le cose che ricordo e che mi hanno dato più soddisfazione, non tanto soddisfazione personale quanto soddisfazione per quello che facevo, per gli ideali, riguardo gli ideali, la missione del FAI, l'acquisizione del negozio Olivetti di Carlo Scarpa, che è stata proprio un'impresa durata diversi anni ma che ha avuto finalmente successo, la fondazione del gruppo Giovani FAI di Venezia che si aggiunge ai 3 già esistenti in regione. Quello su cui cercherò di concentrarmi è la sensibilizzazione dei giovani, aiutata dal gruppo Giovani di Venezia, che è di recente formazione ma di grande dinamismo. Un altro punto importantissimo è la valorizzazione del territorio circostante, che soffre un po' della centralità del centro storico di Venezia, e proprio per l'ambiente penso che una collaborazione con il mondo della ricerca scientifica sia indispensabile per giustificare delle battaglie che devono avere delle solide basi scientifiche.